le parole del primo ministro Giuseppe Conte al Salone internazionale dell'aeronautica di Parigi. Ma guardi, la lettera, vedo che c'è tanta ansia, un dibattito pubblico, tanta agitazione. In realtà questa è una lettera che conterrà un messaggio politico per l'avvio della nuova legislatura europea, quindi che arriva un giorno prima, un giorno dopo non cambia molto. La sostanza di questo messaggio la posso anticipare semmai, e cioè il primato della finanza non offre delle chance di crescita all'Europa nel segno dello sviluppo sociale, dell'equità, della solidarietà. Dobbiamo smettere di attribuire primato non solo e tanto all'economia quanto addirittura alla finanza. Questo è un po' il cuore del messaggio. Poi i dettagli li conoscerete tra breve, nei prossimi giorni. Si amplia a tutte le moto, i motorini, le microcar e i tricicli l'eco-incentivo per acquisti di elettrici o ibridi introdotto per le due ruote con la manovra proposta appena passata in Parlamento. Lo prevede un emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto crescita, riformulato e approvato alla Camera. Si potrà usufruire del 30% di sconto fino a un massimo di 3.000 euro per gli acquisti di veicoli L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, L6E ed L7, senza più limiti di potenza, prima era di 11 kW, e portando in rottamazione vecchi veicoli Euro 0, 1, 2 e 3. Prima era solo Euro 2. Sarà possibile inoltre rottamare anche i mezzi di familiari conviventi e ricevere un possibile sconto sull'acquisto di un mezzo elettrico. Una brutta tragedia ha colpito la provincia di Bergamo nella notte del 16 giugno. Emanuele Anzini, carabiniere del nucleo radiomobile di Zogno, è stato violentemente investito da una macchina in corsa mentre effettuava un sopralluogo lungo la strada provinciale per Presezzo ed è morto sul colpo. Immediato l'intervento del collega in turno con lui, che ha chiamato subito il soccorso dell'ambulanza ma senza poter fare niente. L'impatto è stato particolarmente violento, con il parabrezza della macchina che è rimasto distrutto e il corpo del carabiniere che è stato trascinato lungo la strada per 50 metri. Fermato immediatamente il conducente, un cuoco di 34 anni, in presunto stato d'ebbrezza, è trasportato in prigione con l'accusa di omicidio stradale. Tutta l'Arma dei Carabinieri si stringe a lutto dopo la scomparsa prematura e ingiusta del loro collega. Un quinto del territorio nazionale è a rischio desertificazione a causa dei cambiamenti climatici, con prolungati periodi di siccità, ma anche del progressivo consumo di suolo e della mancata valorizzazione dell'attività agricola nelle aree più difficili. L'allarme è lanciato dalla Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Entro fine secolo in Italia la temperatura potrà aumentare tra i 3 e i 6 gradi, con un'estremizzazione del nostro clima accompagnata da precipitazioni violente alternate a periodi di aridità.